C'è attesa tra i contribuenti di Agrigento per capire se dovranno ancora mettere mano al portafoglio oppure no. Parliamo del conguaglio che riguarda la tariffa sulla Tarso 2013. Stasera lo deciderà il Consiglio Comunale, chiamato a valutare la proposta formulata dall'amministrazione attiva su indicazione degli uffici finanziari. Ecco i numeri. Rispetto al 2012 quest'anno la spesa del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è aumentata, un paio le voci incriminate. L'IVA, che si traduce praticamente in un costo, e lo spazzamento, che ammonta a circa 700.000 euro. Così si passa dai 12.877.000 euro dello scorso anno agli attuali quasi 15 milioni di euro. Nelle ultime ore però, in sede di confronto fra la Commissione Bilancio di Aula Sollano e i tecnici di Gesa, si è arrivati ad un leggero contenimento del costo. C'è stata un'ulteriore riduzione di costi di circa 330.000 euro su alcune segnalazioni puntuali che la Commissione Bilancio aveva fatto. Sono state recepite dalla Gesa e verranno inserite nel piano economico finanziario. Diciamo che questa sera valuteremo attentamente quello che verrà apportato e se sono stati fatti questi accorgimenti. Purtroppo mi sa che il costo, pur non variando, la gente questo non lo recepirà, perché c'è uno 0,30% che per 0,30 centesimi per metro quadro che verrà versato dai contribuenti direttamente allo Stato. E la forbice potrebbe entrare ancora in azione. Sì, perché ci sarebbe 1.600.000 euro ricavato dalla caccia all'evasione fiscale da poter utilizzare. Diciamo che dovrebbe essere utilizzata. La legge prevede che il recupero dell'evasione tributaria vada in diminuzione del costo del servizio. C'è una interlocuzione in corso forte con il dirigente del settore finanziario che probabilmente non potrà inserire queste somme, perché sennò andrebbe a causare una problematica sul bilancio di previsione. È chiaro che ancora non è tutto definito, noi stiamo tentando di farlo ragionare sul fatto che i problemi economici del comune non possono gravare sempre sui cittadini agrigentini. Ma il sindaco di Agrigento non ha più ripreso annunciato che il comune è ormai un ente non più strutturalmente deficitario, e ancora che il ricavato del sommerso sarebbe servito per ridurre la tassa. E allora c'è qualcosa che non torna. Vedremo cosa succederà in aula. Aula chiamata questa sera ad esprimersi anche sul regolamento per cercare di andare incontro alle esigenze di alcune categorie. Alle seconde abitazioni abbiamo suggerito all'amministrazione di predisporre degli emendamenti dando l'opportunità di pagare il 50% meno, come era inserito nel regolamento dell'anno scorso, e poi altre agevolazioni per quanto riguarda le famiglie monoparentali, per quanto riguarda i disabili, per quanto riguarda anche le famiglie che si trovano in un momento di difficoltà economica, che potranno avere anche l'opportunità di rateizzare il costo, le bollette.